grazie dell'invito, anche complimenti per l'ascolto che si sta avendo in questo primo pomeriggio, un po' caldo, pensavo di trovare un po' più di frescura venendo su, invece anche qui tanto caldo. Grazie a Don Andrea, grazie al Vescovo per l'invito e come diceva Don Andrea, la mia presenza sui territori è il motivo del mio servizio. Sono stato chiamato per accompagnare appunto le Caritas diocesane, cercare di capire cosa accade nel nostro paese, nelle nostre chiese e trovare poi insieme agli altri uffici pastorali della Conferenza Episcopale Italiana, trovare quelli che possono essere appunto i momenti di connessione, le famose sinergie e poter così aiutare meglio le chiese diocesane. Non abbiamo tempo per dare risposta a questo grande interrogativo. Io proverò a provocarvi un po', ad affidare anche alla vostra riflessione, soprattutto ai lavori di gruppo che farete dopo alcune suggestioni. Innanzitutto ricordiamoci che la carità non è qualcosa che viene dopo il nostro essere Chiesa, non è una semplice attività assistenziale. Il Vescovo ce l'ha detto chiaramente commentando anche il Vangelo all'inizio nella preghiera. La carità appartiene alla natura dell'essere Chiesa. Non si può essere Chiesa se non c'è carità, se non c'è amore. Don Andrea richiamava anche tutto il tema della Fratelli Tutti, di quanto il Papa Francesco ci sta chiedendo di essere comunità innanzitutto, di essere una comunità, e qui la prima provocazione, per una parola che ho sentito poco finora, una comunità che è generativa ed è una comunità che include. E credo che queste siano le due grandi sfide che noi avremo per il futuro. Essere generativi ed essere includenti. Sono due servizi che nascono però da una Chiesa che mette al centro il Vangelo della carità, cioè tutto il Vangelo. Quindi la carità non è semplicemente questione di organizzazione, non è questione di servizi, ma è questione di identità della Chiesa. E forse noi come organismo pastorale all'interno della nostra Chiesa diocesana abbiamo il compito di ricordare a tutti gli altri che la carità è il centro ed è l'amore verso Dio e i fratelli che nasce poi tutta la nostra pastorale. A noi è chiesto di partire dai poveri nel fare evangelizzazione, ai catechisti sarà chiesto di partire dall'amore verso i più piccoli, perché a loro si annuncia attraverso la catechesi il Vangelo, alla pastorale familiare, alle famiglie e così via. Però è la carità, è l'amore che ci spinge, direbbe San Paolo. È l'amore che ci spinge a metterci a servizio degli altri. E non vi nascondo che ormai comincio ad essere un po' stanco a sentire parlare di crisi di identità di Caritas. Noi non abbiamo nessuna crisi. Sappiamo bene chi siamo. Il problema forse qual è? Che forse a volte presi dal tanto fare, dalle tante emergenze, rischiamo di dimenticare qual è il nostro proprio. E qui riprendo un po' l'ultima provocazione del nostro amico Claudio, vero? Che ci diceva che se abbiamo un difetto è quello di essere pochi. Accolgo molto volentieri questa sua critica, che poi critica non era, credo, nel suo spirito, però la sua provocazione allora, perché credo che lui abbia profondamente ragione. Siamo troppo pochi e c'è anche un perché a volte non abbiamo tempo di farlo, anche perché voi siete gli addetti al mestiere, siete più preparati, ma se io dovessi andare in giro oggi appunto per questa città e chiedere che cos'è la Caritas, tutti mi risponderebbero che la Caritas ha come compito che cosa? Scusate, provate a dire un po' più.
Il vestiario, quindi, diciamo brevemente, velocemente, aiutare i poveri. E questo è il grande errore. E forse molti, anche i nostri fratelli che stanno a messa con noi la domenica o durante le celebrazioni feriali, pensano: noi non siamo nati per aiutare i poveri. Papa Paolo VI nel 71, quando fonda Caritas Italiana, e poi i vescovi lo riconosceranno qualche mese dopo e istituiscono ufficialmente Caritas Italiana, Paolo VI aveva nel cuore e nella mente l'idea di suscitare nella Chiesa italiana un organismo pastorale che potesse aiutare tutta la comunità cristiana a vivere il Vangelo della carità, partendo dai poveri, con quella famosa funzione pedagogica, attraverso non soltanto le parole ma gesti concreti. Ma il vero oggetto di lavoro, di attenzione della Caritas non sono i poveri vengono dopo. La vera attenzione deve essere la comunità cristiana. Ecco perché credo che la grande sfida è lavorare sulla comunità cristiana perché possa essere sempre più generativa e includente. Generativa la dico così ci svegliamo un po', senza stare a fare troppe storie. Generativo vuol dire che se noi all'interno delle nostre comunità parrocchiali siamo sempre gli stessi, vuol dire, fratelli e sorelle, che c'è qualcosa che non va. Quando io ero da direttore Caritas diocesano, lo sono stato per diversi anni, andavo a fare visite alle comunità parrocchiali, foraniali e quant'altro, e vedevo sempre le stesse persone al di là dell'età. Dicevo, c'è qualcosa che non va. Vuol dire che questo gruppetto di persone bravissime, volenterose, che fanno ben tutto, purtroppo hanno accettato la delega da parte della comunità parrocchiale, a volte del parroco stesso. Don Andrea, accogliendo, mi diceva con chiarezza che qui siete tutti santi, avete tutti parroci santi, quindi io parlo di altri, non sto parlando di voi. Però a volte il rischio è proprio questo, cioè che noi accettiamo anche la delega del parroco che ci dice: pensateci voi, fate voi. A volte anche di tutta quella comunità parrocchiale che ci dice: ai poveri ci pensano. E invece noi no, noi non dovremmo mai accettare questa delega. Cioè noi dovremmo sempre fare in modo che l'attenzione alla carità sia presente in tutta la comunità. Poi dovremmo essere creativi. Sto anticipando alcune cose, scusate, ma le potete leggere alle mie spalle, ma poi comunque lascerò tutto a Don Andrea. Cioè si tratta di lavorare con la comunità perché tutta la comunità abbia a cuore la vita del proprio territorio, perché poi i poveri non sono solo i poveri economici. Non possiamo metterci a posto la coscienza perché pensiamo che visitando il nostro quartiere non troviamo senza dimora che dormono per strada. Io vengo da una piccola città che è Pescara, senza dimora sicuramente ce ne sono, ma da quando sono a Roma mi rendo conto che il fenomeno è grandissimo. San Pietro è diventato forse il dormitorio più grande a cielo aperto di tutta Italia. Ma i poveri non sono solo quelli. Don Andrea parlava degli adolescenti, dei giovani per esempio, degli anziani soli che nonostante una vita di sacrifici, di tanto lavoro, a volte si ritrovano con i figli lontani, si ritrovano ad avere anche casa, ad avere anche risorse economiche, però vivono una grande solitudine esistenziale. Quanto le nostre comunità parrocchiali sono capaci di includere quelle persone? Gli adolescenti sono quelli che oggi più che mai stanno pagando il prezzo della famosa epidemia del Covid. Quanto le nostre comunità parrocchiali oggi sono in grado di capire che deve cambiare il modo di fare catechesi a questi ragazzi. Dice: ma tocca la Caritas? Alla Caritas non toccherà il compito di fare catechesi, così noi pensiamo.
qui Eccellenza mi permetta la provocazione, dia per favore il permesso ai suoi sacerdoti una domenica al mese di fare un'omelia un po' più breve e di lasciare la parola ai responsabili dei centri di ascolto per raccontare che cosa accade sul territorio, partendo però non dai dati dei servizi sociali, con tutto il rispetto dei servizi sociali, non dai dati del Censis o delle altre realtà, ma dai dati dell'ascolto che noi facciamo. Don Andrea lo diceva presentando il lavoro dei cantieri di Betania. Noi ci è stato chiesto di ascoltare, di narrare, ma per noi l'ascolto è la base di tutto. Cioè, il nostro servizio nasce dall'ascolto. Non ci può essere servizio Caritas se non c'è l'ascolto. Il problema però sapete qual è? Non vostro, perché siete tutti santi, vi ripeto, è che l'ascolto a volte noi ce lo custodiamo gelosamente nei nostri archivi OSPO, non so se qui usate OSPO, usate quello. Cioè, ce lo teniamo lì. Quell'ascolto che non vuol dire Giovanni, Marco, Andrea, non vuol dire raccontare i fatti delle persone, vuol dire però poter condividere tutto questo patrimonio di ascolto e dire qualcosa sta cambiando nella nostra parrocchia. Se sono in aumento i migranti che arrivano e sono di quella parte di mondo e non di quell'altra, qualcosa sta cambiando. Vuol dire che cambierà qualcosa nelle nostre classi, nelle nostre scuole. Vuol dire che qualcosa deve cambiare con le nostre famose catechiste che ieri abbiamo portato in pellegrinaggio. Che forse aumenteranno i matrimoni misti. Allora, vi sto provocando, scusatemi, ma lo faccio perché vista l'ora così. Però per dirvi che questo è fondamentale per noi. Ecco perché, che cosa ci guiderà nel futuro di Caritas, del servizio della carità della Chiesa, perché anche qui Caritas, lo diceva Don Andrea tante volte, Caritas è organismo pastorale, Caritas è un pezzo di Chiesa, Caritas è Chiesa, non è un'altra cosa, non è un'organizzazione sociale, non è un'azienda di servizi sociali, anche se poi a volte abbiamo fondazioni, cooperative che ci devono aiutare, ma non è quella. Caritas è innanzitutto quella parte di Chiesa che insieme agli altri pezzi di Chiesa, scusatemi l'espressione poco ecclesiologica ma concrete per capirci, che hanno il gusto del portare l'annuncio dell'amore di Dio a tutti. Allora, dei 3 P di Papa Francesco: partire dagli ultimi, custodire lo stile del Vangelo, sviluppare la creatività. Lo Statuto di Caritas Italiana, anche qui vado veloce perché sicuramente nel corso di formazione che avete fatto lo avrete detto 1000 volte. È la Carta Pastorale, lo statuto nato insieme a Caritas Italiana, quindi che dice la nostra storia, quelli che sono i nostri compiti, è la Carta Pastorale. Di qui vi sottolineo semplicemente 2 aspetti. Cosa vuol dire essere creativi? Non vuol dire inventarsi chissà cosa, ma vuol dire imparare a leggere la realtà che è superiore all'idea che ci facciamo a volte e chiederci che cosa lo Spirito Santo ci sta chiedendo in questo momento. Oggi è facile per me dire questo, perché è Pentecoste. Che cosa lo Spirito Santo ci chiede oggi per questo territorio, per questa Chiesa diocesana che vuole essere generativa e che quindi che vuole che tutta la comunità cristiana sia capace di carità concreta e che sia includente? Che cosa ci chiede? Forse ci chiede non di aprire un'altra mensa, forse non serve una mensa qui, però forse ci chiede di essere un po' più attenti e di uscire dai nostri luoghi per andare a cercare quelle nuove povertà che fanno fatica anche ad emergere. Che cosa lo Spirito Santo ci chiede? Lo stile del Vangelo è lo stile della fraternità. Dello statuto mi piacerebbe dire collaborazione tra organismi, ne ha parlato Don Andrea, quindi possiamo andare avanti. La testimonianza della carità, che poi ritroviamo anche nella Carta Pastorale, scusate. Cioè noi siamo chiamati a testimoniare. Se c'è un nostro modo di evangelizzare,
non è forse quello di fare catechesi così come pensiamo, non è quello di fare il primo annuncio. A noi è chiesto di evangelizzare facendo testimonianza. Dice San Giacomo, la dico così velocemente, tu dimmi quello che fai e io ti dirò che fede hai. La testimonianza. Quando con coerenza noi riusciamo a dire e a fare le stesse cose. C'è un detto popolare dalle mie parti molto carino che dice: fa quello che il prete dice, non fare quello che il prete fa. Perché noi che non siamo santi dalle mie parti rischiamo che a volte diciamo delle cose e ne facciamo delle altre. La vera testimonianza, seppur fragili, seppur peccatori, la vera testimonianza è quando io, nonostante le mie fragilità, nonostante le mie debolezze, testimonio la grandezza di Dio che opera attraverso di me. La carta pastorale, vado avanti, ci aveva chiesto, e quindi parlo 25 anni fa, quindi dopo 25 anni di vita di Caritas, ci aveva chiesto di portare la Caritas all'interno delle comunità parrocchiali. Lì gli slogan era un centro di ascolto per ogni parrocchia. A che punto siamo qui? Boh. Anche qua, scherzando con Don Andrea durante il pranzo, dicevamo che la situazione in Italia è simile dappertutto. Oggi abbiamo grandi Caritas diocesane, non è questo il caso da quello che ho sentito, e pochissime Caritas parrocchiali. Questo è un modello che non funziona, quindi vi dico quello che non deve essere la Caritas, non vi riesco a dire quello che dovrà essere, ma vi dico quello che non dovrà essere. Non grandi Caritas diocesane, super strutturate, con tanti collaboratori e poi le parrocchie da sole da un'altra parte. Io credo che uno degli obiettivi che ci stiamo ridando come rete di Caritas in Italia è quello di riportare con forza la Caritas all'interno della comunità parrocchiale, che poi non vorrà dire un centro di ascolto per ogni parrocchia, poi ci si organizza a livello di foranie, tutto quello che vogliamo, interparrocchiale, quello che vogliamo, però perché a noi ci sta a cuore lavorare con le comunità parrocchiali. Ecco perché, e ve lo ridico di nuovo, il nostro primo obiettivo non è aiutare i poveri, e non vi sto dicendo un'eresia, Il nostro primo obiettivo è lavorare con le comunità cristiane, perché se riusciamo ad essere di più, ad essere generativi, quindi a coinvolgere di più i nostri fratelli e le nostre sorelle che stanno con noi a messa, la domenica per esempio, vuol dire che staremo poi di più ad aiutare i poveri. Il primo obiettivo non deve essere i poveri, perché se torniamo a stare solo con i poveri, allora fa bene chi ci dice che noi siamo i nuovi servizi sociali privati della Chiesa Cattolica. Scusa Don Marco, approfitto di Alessandro perché le parole di Don Marco suscitano lo Spirito Santo, allora ci sono tutti i balconi lassù che No, secondo me sono invece segnali al contrario che devo provare a chiudere. E vado veloce, non so quanto tempo ne ho, quindi tu tagliami. Sopra anche. Dimmi tu quando devo chiudere. No, vai. Allora, se vogliamo fare animazione di comunità, che cosa ci è chiesto a noi? Vado veloce. Il nostro proprio qual è? È guardare il mondo con gli occhi degli ultimi. Diceva l'assistente sociale che prima ha parlato, ogni sguardo è parziale, rischia di essere parziale. Noi scegliamo, ed è questa la grande profezia, di leggere la realtà con gli occhi dei poveri, cioè di stare dalla parte dei poveri, di leggere l'attuale situazione dal loro punto di vista. E te lo ripeto, i poveri non sono soltanto quelli economici. Dice Papa Francesco, è da loro che si parte, dai più fragili e gli indifesi, da loro. Se non si parte da loro non si capisce nulla, dice Papa Francesco. E non ce lo dice Papa Francesco, ce lo dice anche lui, perché lui ci ridice le parole del Vangelo. Gesù ha fatto questo. Gesù ha letto la storia, la sua realtà, la realtà di quel momento, stando con i poveri.
dice sempre Papa Francesco, gli ultimi devono dare la giusta prospettiva da cui guardare il mondo, la società e anche la Chiesa. Allora la domanda che io vi faccio, che faccio continuamente a me stesso è: oggi la Chiesa realmente sa includere i poveri? Oppure per noi i poveri sono semplicemente quelli che dobbiamo servire? Chi sono i poveri per noi? Quanto le nostre comunità sono capaci di accoglierli, di metterli al centro? Non è facile, a volte li invitiamo, non accettano, tutto vero, ma intanto partiamo da noi, non pensiamo a quello che loro non riescono a fare. Di nuovo facciamo la scelta di essere guidati dalla parola e dallo Spirito, cioè nel nostro servizio Caritas per il futuro facciamo la scelta di rimettere al centro la parola di Dio e l'ascolto dello Spirito Santo, che così come Papa Francesco ci ha detto nel nostro 50°, è creatore, è poeta, ispiratore, crea armonia, ha detto nell'Angelus di oggi. Cioè in questi anni abbiamo fatto tanto, abbiamo fatto bene, molto bene. Ringrazio il Signore per il servizio al quale mi ha chiamato, anche perché mi fa vedere l'Italia, la bellezza della nostra Chiesa, quante risposte, quanto sostegno, facciamo tantissimo. Però vedo anche un pericolo, che è quello che a volte anche noi rischiamo di essere autoreferenziali come Caritas, di essere molto tecnici, a volte anche molto competenti, ma stiamo rischiando di perdere, appunto adesso si torna a ciò che siamo. Noi siamo discepoli del Signore, siamo questo, che zoppicano un po', però siamo discepoli, che si lasciano guidare dalla parola e dallo Spirito, anche nel rapporto con le famose istituzioni. Non dobbiamo tradire la nostra identità quando andiamo a stare davanti al sindaco, davanti all'assessore o davanti all'assistente sociale. Non dobbiamo tradire chi siamo. Siamo lì perché una parola ci sta impegnando e perché lo Spirito ci sta guidando. Quali sono le nostre priorità? E qui alcune sottolineature. Queste nascevano un po' dal nostro essere a Salerno un mesetto fa. Le priorità che ci diamo per il prossimo futuro. Innanzitutto la priorità è quella di ricomporre le fratture, coprogettare, mettere a sistema per un patto di corresponsabilità. Cioè vorremmo essere facilitatori nelle nostre comunità parrocchiali, nelle nostre diocesi, nei nostri territori. Vorremmo essere facilitatori del far lavorare insieme, del progettare insieme. L'esperienza che state facendo sul tema dell'abitare va in questa direzione. Adesso è finito il tempo in cui ognuno può fare da solo. Siamo sulla stessa barca, veniva detto poco fa. Papa Francesco ce l'ha detto in tempo di pandemia. Siamo tutti sulla stessa barca. Da alcune situazioni o ne usciamo insieme oppure non ne usciamo. C'è una deriva, e non sto qui più di tanto a descriverla, però una deriva che è fatta di autoreferenzialità, di soggettivismo, che rischia di farci scivolare verso terreni che noi in questo momento nemmeno possiamo immaginare. C'è tutto il tema della violenza alle donne, delle violenze di genere, tutto il tema dei nostri giovani che il sabato sera vanno alla ricerca non si sa di cosa, dico sabato sera giusto per capirci. C'è una povertà di senso oggi, una miseria di senso che è grandissima. Da queste sfide non è che noi ne usciamo fuori semplicemente perché diamo un pacco viveri. Allora, noi facciamo la nostra parte, ma queste sfide vanno
vanno vissute insieme. Ecco perché la corresponsabilità. Io mi sento responsabile della vita dell'altro. Ieri 100 anni della morte di Milani, Aikere, vi ricordate? Mi interessa, della nascita, è vero, scusate, 100 anni un po' troppo. Aikere, mi interessa, diceva Don Lorenzo. Quando Don Lorenzo arriva in questo posto nell'Appennino toscano, Barbiana, e si ritrova senza comunità, semplicemente con dei ragazzini che non è che non volevano andare a scuola, ma non ci potevano andare perché la scuola era lontanissima, i maestri non riuscivano ad arrivare. Quando arrivavano con 2 ore di ritardo e dovevano andare via 2 ore prima perché altrimenti non riuscivano a rientrare a Firenze. Don Lorenzo non dice vabbè, io che posso fare? Don Lorenzo dice a me la vita di questi ragazzi mi interessa e prova a fare qualcosa. La corresponsabilità nasce da questo dire mi interessa la vita dell'altro. Contribuire alla ricostruzione di comunità territoriali consapevoli, solidali, capaci di speranza. Questo lo dico per così vinco facile, perché il Vescovo ha detto sin dall'inizio, cioè siamo chiamati a ridare speranza un po' a questa nostra Chiesa, che a volte si percepisce anche un po' sofferente. Il sinodo non sembra cambiare nulla, fa fatica, ma la Chiesa, prima di essere composta da noi, è voluta da Dio, è la sposa di Cristo. La Chiesa deve essere speranza, deve annunciare speranza. È vero, viviamo un momento complesso, difficile, ma insieme possiamo attraversare questo momento e tanti altri. Questo è il tempo della giustizia sociale. Non si può dare per carità ciò che è dovuto per giustizia. Basta, è stato detto in qualche occasione, forse non è il caso vostro, ma basta ad essere assistenzialisti. Con uno slogan usato qualche mese fa, dicevo non dobbiamo passare dal fare le cose per i poveri, ma dal fare le cose con i poveri. Oggi dico attenti ai loro diritti, ma anche alle loro risorse. C'è qualcuno che fa centro di ascolto da un po' di tempo? Qualcuno c'è? Sì, più di qualcuno. Allora, chi fa ascolto che cosa fa a volte? Preso un po' dalla fretta del tempo, la prima cosa che vede la persona e cerca subito di stringerci, questo ha bisogno di qualcosa. Perché abbiamo un po' fretta, siamo tutti un po' efficienti, quindi dobbiamo chiudere. Dice, vabbè, ma alla fine che ti serve? Che vuoi? Ecco, questo non è il modo di fare ascolto. Voi non lo fate. Perché? Perché noi dovremmo essere attenti soprattutto alle risorse di quella persona, lo diceva Don Andrea. La persona che viene davanti a noi sicuramente vive una miseria, ma ha delle risorse sulle quali costruire. Ci vorrà tempo, avranno bisogno di accompagnamento. La presa in carico è un termine molto tecnico, giusto per i servizi sociali. Noi parliamo di accompagnamento con uno stile che è quello di Gesù con i discepoli di Emmos. Che cosa fa Gesù con i discepoli di Emmos? Si mette a fianco, un pane, se ci viene ricordato, si mette a fianco, cammina con loro, dà il tempo a loro di rielaborare tutta quella che era stata la storia vissuta a Gerusalemme, e solo dopo si fa riconoscere e solo dopo prova a dare una soluzione. Gesù sapeva subito che cosa dire, cosa dover fare. Eppure ha dato il tempo, ha puntato Gesù sulle risorse di questi 2 discepoli. Per noi fare accompagnamento, fare ascolto dei poveri, partire dai poveri vuol dire non soltanto leggere le povertà, ma anche le risorse. Forse con qualcuno è proprio difficile trovare le risorse, perché è talmente indisponente, a volte è talmente pretenzioso nei nostri confronti che è veramente difficile. Però noi abbiamo speranza. Allora, per noi costruire comunità vuol dire anche partire soprattutto dalle risorse, con uno stile, e penso che sto chiudendo, quindi Don Andrea dimmi tu. Sì, ce l'ho ancora. Con uno stile preciso, lo stile è quello della povertà. E nel messaggio è stato citato anche da Don Andrea,
scorso, del 22, Papa Francesco, nella giornata mondiale dei poveri, e qualcuno si lamenta pure perché ci deve stare una giornata mondiale dei poveri. Non è la giornata mondiale della povertà, non stiamo dicendo quanto è bella la povertà, ma stiamo dicendo alle nostre comunità che ci sono i poveri e che noi tutti dobbiamo imparare a sentirci poveri, perché c'è una povertà che uccide e c'è una povertà che libera. La povertà che uccide è la povertà che nasce dalla miseria, anzi è la miseria, e tante volte la miseria è figlia delle ingiustizie, dello sfruttamento, delle disuguaglianze, è frutto appunto di tante scelte fatte che non ci hanno aiutato e che non ci aiutano adesso. La miseria è imposta dalla cultura dello scarto. Guardate quanto Papa Francesco tante volte ha parlato di questa cultura dello scarto, cioè dell'andare alla ricerca degli scarti della nostra società. Però in un passaggio ai giovani riuniti ad Assisi, i famosi giovani che lavorano sul tema dell'economia, Papa Francesco diceva: attenzione però, perché a volte noi diciamo che vogliamo combattere gli scarti, che vogliamo rimuovere le cause delle disuguaglianze, ma a volte stiamo semplicemente, diceva Papa Francesco, non cambiando nulla, ma stiamo semplicemente, diceva Papa Francesco con un'immagine molto semplice, è come se al nostro appartamento, in una delle nostre stanze, stiamo dando semplicemente una pittura nuova, ma di fatto la casa non è cambiata. A volte noi con la vita delle persone facciamo questo, però sembra che stiamo facendo chissà che, ma poi fondamentalmente non sta cambiando nulla. Ecco perché non possiamo essere soli, ecco perché dobbiamo fare con gli altri, perché noi siamo quelli che vogliono andare a rimuovere le cause della povertà. Non ci accontentiamo semplicemente di dire: ho fatto qualcosa per te, puoi stare bene per una settimana, un mese, quello che è. Non è facile, ma questa è la vera sfida. Poi se qualcuno non accetta di fare quello che deve fare, allora ben venga, può andare altrove. Però va data a tutti la possibilità di rimuovere le cause della propria povertà e di fare bene la sua parte. E a noi invece, che ci pensiamo ricchi, che cosa ci chiede Papa Francesco? Di rivestirci di questa povertà che libera, sentirci poveri, perché solo se noi ci sentiamo poveri, forse non siamo poveri economici, però abbiamo le nostre povertà, ce le abbiamo tutti. Se ci rivestiamo di questa povertà sarà più facile il camminare a fianco ai poveri, perché altrimenti saremo sempre quelli che ci sentiremo un po' migliori, un po' più capaci. Però questo non è lo stile della Fratelli Tutti, non è lo stile del Vangelo. Lo stile del Vangelo ci chiede di aiutare l'altra persona perché è mio fratello, è mia sorella. Questo tempo così complicato ci sta facendo fare un'esperienza, non so qui in questa parte di paese, ma in altre parti è molto forte, perché prima, quando si parlava di miseria e di povertà anche nei nostri incontri Caritas, ci venivano in mente sempre le solite categorie di persone. Oggi invece, quando vado ad incontrare le Caritas in alcune città, in alcune diocesi, molti mi dicono: Don Marco, però oggi io in famiglia ce l'ho qualcuno che non riesce a trovare lavoro, ho qualcuno dei miei parenti che non ha casa, che fa fatica a arrivare a fine mese. Quindi oggi questa povertà materiale, questa miseria, così come la chiama Papa Francesco, non è così lontana da noi. Se poi apriamo il capitolo delle miserie anche a tutte quelle che vi dicevo prima, forse ce le abbiamo anche dentro casa nostra, qualcuno, qualche situazione del genere. Allora, il rivestirci di uno stile di povertà ci aiuta
ad elevarci dal giudizio, dal pregiudizio, per essere poi capaci di camminare di accompagnare, con competenza, perché le competenze sono importanti, ci venivano ricordate velocemente nelle relazioni di aiuto. È importante la competenza, però per noi un po' prima della competenza c'è questo stile che ci viene dal Vangelo, custodire la via del Vangelo. Poi le competenze, se non ce le abbiamo, ci faremo aiutare da chi ne sa più di noi e possiamo crescere. Lo stile del Vangelo invece è qualcosa che ci deve appartenere, che dobbiamo coltivare. Ecco perché i poveri li avremo sempre con noi. E dice sempre Papa Francesco: è decisivo dare vita a processi di sviluppo in cui si valorizzano le capacità di tutti, perché la complementarietà delle competenze, la diversità dei ruoli porta a una risorsa comune di partecipazione. Ci sono molte povertà dei ricchi che potrebbero essere curate dalla ricchezza dei poveri, se solo si incontrassero e conoscessero. Nessuno è così povero da non poter donare qualcosa di sé nella reciprocità. I poveri non possono essere solo coloro che ricevono, devono essere messi nella condizione di poter dare, perché sanno bene come corrispondere. Questa è l'inclusione che noi cerchiamo, questo chiediamo alle nostre comunità cristiane, di accogliere le persone in povertà, metterle al centro perché possano restituire, perché possano fare la loro parte. Allora sì che saremo Caritas capaci di animare le comunità cristiane, altrimenti saremo brave persone che danno il loro tempo libero, che sanno fare bene i pacchi viveri, che sanno anche ascoltare, però che non fanno la differenza, perché la differenza non sta in quanti noi aiuteremo, ma la vera risposta sta in quanto noi saremo capaci di coinvolgere tutta la comunità cristiana. Questo vuol dire che se Don Andrea avrà il coraggio di rinvitarmi l'anno prossimo, e il vescovo con tanto di permesso di vescovo, io mi aspetto di stare in una sala 10 volte più grande di questa, con tutta mezza diocesi ad ascoltarmi. Il vescovo ride perché sa che sto dicendo una grande sciocchezza, però capitemi perché lo dico, per dirci che il nostro vero servizio è la comunità cristiana. Sempre Papa Francesco dice: forse la risposta, lo dice meglio di me, ecco perché leggo lui e così, forse la risposta non è in quanto noi possiamo fare, ma in come riusciamo ad aprire cammini nuovi perché gli stessi poveri possano diventare i protagonisti del cambiamento. Non la trovate qui, ho aperto quest'altra. Cioè, quindi avviare i famosi processi, rendere protagonisti i poveri, rendere protagonisti le comunità cristiane. Queste credo che siano le vere sfide che ci aspettano. Eccola quella, l'ho messa anche qui, trovate qui la citazione adesso. Questa è la vera sfida che ci aspetta per i prossimi 50 anni, perché poi i cambiamenti hanno bisogno di tempo, le cose non si cambiano così. Però se ciascuno di noi torna nella sua parrocchia, torna dal suo parroco e si mette anche qui, mi raccomando, io voglio un gran bene ai miei confratelli, perché oggi ci sono io e parlo di Caritas, domani se si invita il direttore nazionale della pastorale della famiglia, lui dirà che la priorità è la famiglia, quindi questi poveri parroci non sanno più che cosa fare, a chi rispondere per prima. Quindi anche con i parroci, lo dico a voi laici che siete i più vicini, mettetevi a fianco, perché veramente oggi essere parroco con questa complessità non è facile. Allora anche qui c'è qualcosa che deve cambiare nel nostro essere Chiesa, c'è qualcosa che deve cambiare nel nostro essere Caritas, però insieme si può fare. Queste non ve le leggo perché altrimenti ci dilunghiamo troppo.
Allora, questo uso queste slide semplicemente per fare sintesi. Gli impegni che ci prendiamo: formazione e spiritualità. Al centro la parola e lo spirito. Abbiamo bisogno di formarci, ma non nelle tecniche, formarci al senso. Continuamente abbiamo bisogno di ricordarci perché facciamo delle cose. Solo se noi siamo forti di questo perché, allora riusciremo a contagiare anche altri. La spiritualità non è semplicemente fare la preghierina all'inizio e alla fine. Spiritualità è uno stile di vita che contempla il discernimento, che contempla la vita nello spirito e così via. La conversione ecologica integrale, a noi ci sta a cuore la persona e tutta la persona. Lo dicevo, non soltanto le miserie della persona, ma anche le risorse. A chi fa ascolto mi raccomando, d'oggi poi con ancora più forza cercate di capire quali sono le risorse di quella persona e proviamo a costruire su quelle risorse. Ci vorrà tempo, lo so, ma è possibile. Gesù ha fatto questo. Quando Gesù ha incontrato quei pescatori, non erano stati alle grandi scuole rabbiniche, non avevano una grande cultura religiosa, erano pescatori che in quel momento erano gli ultimi, quasi gli ultimi. Però che cosa ha fatto? Qual era la loro più grande risorsa? Che erano pescatori. Gesù che cosa fa? Vi farò pescatori di... Gesù punta sulla risorsa di quelli che ha incontrato. Non è che gli stravolge la vita e dice no, voi prima di fare le grandi cose andate a studiare dai rabbini e poi tornate. No, punta sulla loro risorsa, su quello che loro erano. Questo vuol dire la promozione umana. Protagonismo dei giovani, la partecipazione, le periferie locali e globali. Dico semplicemente qualcosa sui giovani perché Don Andrea lo annunciava come obiettivo anche del lavoro di Caritas diocesana. Attenzione, non dobbiamo contrapporre i più grandi e i più giovani. Nella Chiesa, nel mondo, nella società, noi abbiamo bisogno dei più grandi e abbiamo bisogno dei più giovani. Perché i giovani senza l'esperienza dei più grandi rischiano di non fare cose grandi. I più grandi senza l'entusiasmo dei giovani rischiano di fare sempre le stesse cose. Perché sempre si è fatto così ed è normale. Se io per tanti anni ho fatto una cosa, perché devo cambiare? Se mi arriva un giovane che mi aiuta a dire si può fare in maniera diversa e io lascio fare, allora può nascere qualcosa di nuovo. Quindi non abbiamo bisogno di giovani e quindi mandiamo via gli adulti, noi abbiamo bisogno di tutti. Il problema vero in questo momento storico della nostra Chiesa, della nostra Caritas, che gli adulti, grazie a Dio, ci siamo, ma i giovani facciamo un po' fatica. Perché facciamo fatica? Perché il mondo dei giovani è complesso. Domani sarò in Emilia Romagna, c'è stata una grande risposta di giovani che volevano andare, noi li abbiamo dovuti fermare, che erano pronti ad andare in Emilia Romagna a spalare il fango, perché i giovani sono questi, sono quelli che reagiscono immediatamente a un impulso, a un moto interiore e vogliono andare, però ci vanno un giorno, due, dopodiché tornano alla vita loro. I giovani in questo vanno educati, per esempio, però vanno presi con entusiasmo e con il loro entusiasmo. Quindi vedete, non è una cosa facilissima, però questa è un'altra grande sfida. Don Andrea da solo potrà fare poco, così come Don Marco può fare poco nel suo, abbiamo bisogno di metterci insieme e di provare a capire che si può fare. Se noi per esempio in Caritas continuiamo a chiamare i giovani solo quando c'è da scaricare merce pesante perché mi fa male la schiena, quello non è un modo per dare spazio ai giovani. Chiudo con questa slide che ormai Don Andrea l'avrà visto 1000 volte, non perché non so fare le altre, ma perché questo dice uno dei grandi obiettivi che mi sono dato e che mi sto dando e che consegno anche a voi. Perché credo che la vera sfida, una delle altre grandi sfide, ve ne ho dette 1000, quindi scusate la confusione, ma è quella del mettere a sistema. Abbiamo già tutto.
non dobbiamo inventarci nulla, c'è il Vangelo, c'è lo Spirito, c'è tutto. Forse siamo un po' slegati, pensiamo alle nostre parrocchie, alle nostre diocesi, è vero, qui voi no, però così immaginate, uno va da una parte, uno va dall'altra, la catechesi fa questo, la pastorale familiare fa questo, e poi non so qui, ma a volte il catechista è pure l'operatore della Caritas, è poi quello che sistema i fiori, è quello che fa le telefonate per il parroco, è quello che poi è la stessa persona che fa la preparazione ai battesimi, voi qui no, ma in giro per l'Italia è così. Allora, quindi si tratta di, come dire, non di dire non facciamo più niente oppure no, ma si tratta semplicemente di cominciare a mettere a sistema, cioè di collegare bene quello che facciamo. Forse faremo un po' meno, quindi avremo un po' più di tempo per noi e per la nostra preghiera, e forse faremo meglio per la vita delle persone. Allora, con questa immagine, scusate le provocazioni,